Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di qualcosa di forte, di qualcosa di potente, di qualcosa che Adamo quello del Vecchio Testamento, diciamo che sapeva, conosceva, insomma qualcuno gli aveva parlato. E di che cosa sto parlando? Sto parlando non di Eva, no, perché la gente subito associa Adamo ad Eva, ma sta parlando di un angelo, di un arcangelo, insomma, di un pezzo da 90 delle forze celesti, cioè di Raziel. Chi era questo Raziel? Raziel per le forze cabalistiche, per la scienza cabalistica, per la conoscenza cabalistica che poi chiamatela cristiana, cabala magica, cabala filosofica, era niente po' di meno quello che ha spifferato all'umanità, ovvero all'anima prima, e le forze, come era composta la scala per tornare a casa, cioè in altre parole gli ha spiegato come era composto il creato. Quindi Raziel rappresenta un po' l'inizio di questo mondo, diciamo così, quello che ha dato il là, quello che ha dato il via, quello che ci ha dato la possibilità di ritornare a casa. Poi è chiaro che ci sono stati Abramo, Mosè e via dicendo, però diciamo che quando si opera e si va a chiamare o a chiedere o a supplicare, poi mettetelo come volete, l'importante è che si evoca, no? In un rito di alta magia operativa RASIE si sta andando a cercare di sbloccare in 3 giorni, 3 giorni di alta magia operativa, dei blocchi, no? Può essere per come si suol dire, una scuola, può essere per una situazione lavorativa, può essere per un processo, ma Raziel è proprio quello che dà lo sblocco, come ha sbloccato Adamo. Adamo, dopo che ha incontrato Raziel, ha incominciato a capire come girava questo mondo. Il rito viene fatto in 3 giorni perché prima si parte col nero, poi col bianco e poi col rosso, la nigredo, l'albedo e via dicendo. Quindi a chi è, come si dice, per chi è indicato questo rito di alta magia operativa? Per tutte quelle persone che sono un po' bloccate a livello finanziario, o per il semplice fatto che magari vogliono vendere una casa, un terreno, o quelle persone che vogliono raggiungere degli scopi a livello intellettuale, lavorativo, a quelle persone proprio che vogliono uscire dal laghetto dove pescano sempre le borelle sperando di pescare pesci cani o balene. È un rito che è impegnativo anche a livello economico, costa come minimo 700-800 euro. Chiaramente per i nostri clienti affezionati abbiamo altre tipologie di prezzi, però diciamo che è un rito importante che viene fatto nei 3 giorni. Nei 3 giorni si inizia con un rito importante una sera, poi si passa la seconda sera, la terza sera e si intercede, si evoca questo altissimo angelo. Non è un rito che possono chiaramente fare tutti, anche a livello economico, ma anche per il semplice fatto che si esamina, no? Le persone che vogliono attivare questo rito perché non va bene per tutti, chiaramente. Non è che dopo questo rito uno cammina sull'acqua. Però Adamo, dopo che ha conosciuto Raziel, nella sua vita qualcosa chiaramente ha fatto ed è successo. Quindi per tutte quelle persone che sono interessate, bisogna anche tenere sotto controllo gli influssi planetari. Non è che si può fare un rito di Raziel tutti i giorni, come si suol dire, dell'anno, ma ci sono delle predisposizioni planetarie importanti che aiutano. Quindi, a tutte quelle persone che sono interessate, questo mese ci sono proprio 3 giorni fortissimi, in tutto l'anno forse sono tra i più forti, in cui tramite le forze planetarie si può attingere a una spinta maggiore per farsi o per chiamare o per come
prostrarsi a Raziel. Ricordiamoci che questo angelo per le forze cabalistiche è stato il più bravo, il più forte, il migliore perché ha dato ad Adamo o praticamente la conoscenza esoterica della Kabbalah. Bene, cari amici, io vi ringrazio, se volete chiaramente potete contattarci per un consulto, per vedere se questo rito di Raziel può andare bene anche per il vostro caso, che lo ripeto, può essere per un processo, per la vendita del terreno, per lo studio, è praticamente un rito operativo che viene fatto in 3 giorni per sbloccare situazioni estremamente complicate, difficili, quasi impossibili. Chiaramente poi ci vuole anche il suo tempo perché queste forze entrino in funzione, però generalmente Raziel è uno dei più forti riti di alta magia operativa che nella direzione del bene si può utilizzare per raggiungere alcune forze. Grazie.